paradossalmente potrebbe ottenere 5 preventivi completamente diversi tra loro, enfatizza la competenza dell'installatore come reale valore aggiunto discriminante. Ho avuto 3 proposte completamente diverse. Possiamo prendere in esame il livello 2 come il livello prestazionale preferito per quell'impianto. Nel video di oggi torniamo a parlare di preventivi per l'impianto di allarme intrusione. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore del libro Mai dire antifurto. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi voglio tornare a parlare di preventivi, nonostante infatti qualche tempo fa io abbia fatto un video nel quale rispondevo ad un utente che si chiedeva come mai, se chiama 5 installatori, paradossalmente potrebbe ottenere 5 preventivi completamente diversi tra loro, ma sembra che si debba tornare sull'argomento perché proprio qualche giorno fa nel gruppo Facebook mi scrive, rispondendo ad un mio post, leggo testualmente: Signor Marcomini, grazie del Signore, con tutto rispetto mi permetta, enfatizza la competenza dell'installatore come reale valore aggiunto discriminante. Mi spieghi allora come può spiegarsi il fatto che, avendo chiesto 3 preventivi a 3 installatori qualificati, ognuno rappresentante di un marchio top, ho avuto 3 proposte completamente diverse, eppure tutti hanno potuto valutare on-site tutti gli elementi necessari a valutare correttamente ed appieno i rischi e le soluzioni adatte. Ho dato a ciascuno le stesse indicazioni, aspettative ed esigenze ed una forbice di budget di spesa piuttosto ampia, qualche migliaio di euro, e di certo non risicato in termini assoluti. Mi verrebbe da dire che 2 dei 3 hanno toppato, o sbaglio? Caro Giuseppe, per rispondere a questa domanda dovremmo sviscerare un attimino l'argomento. Innanzitutto perché? Perché parliamo di 3 installatori qualificati, ognuno rappresentante di un marchio top, e qui non sappiamo che cosa significhi, cioè il fatto che un installatore rappresenti un marchio top, ovvero che utilizzi i prodotti di quel costruttore, non fa dell'installatore un professionista serio, ovvero posso acquistare un tal prodotto da un tal distributore che me lo vende perché lo pago e non essere in grado di installarlo o non conoscere le norme. E questa, ai noi, è la prima discriminante. Perché? Perché in Italia non c'è, o meglio, non c'è ancora un albo di installatori di sistemi di allarme intrusione. Siamo di fatto elettricisti evoluti, ma elettricisti rimaniamo. Questo che cosa significa? Significa che non ho l'obbligo di nulla, non ho l'obbligo di conoscere le norme e non ho l'obbligo di rispettare dei dettami dati da qualcun altro. Ad onor del vero, questo nemmeno se ci fosse l'albo, ma a maggior ragione non essendoci un albo che dica che io ho studiato, che io ho determinati requisiti, che io ho sostenuto un corso, un esame che mi identifichi
come installatore qualificato di sistemi di allarme intrusione esperto, diciamo che tutto può essere opinabile, tutto può essere messo in discussione, ma diamo per scontato che lei possa aver chiamato 3 installatori veramente bravi, veramente professionali e che ciascuno di loro rispetti le normative. L'attuale norma in fatto di impianti di allarme intrusione è la CEI 793 edizione 2024, uscita nel 2025. Sempre partendo dal presupposto che questi 3 installatori che io non conosco e che non posso valutare abbiano fatto una dovuta e doverosa analisi del rischio, ovvero lei dice che sono venuti a fare il sopralluogo, che è un obbligo prescritto dalla norma, e abbiano capito quali sono i punti di accesso più pericolosi. Pensiamo anche che possano averle proposto tutti e 3 un impianto di livello di prestazione 2. Perché il livello 1 mi sembra un po' troppo banale, il livello 3 e il livello 4 per un'abitazione mi sembrano eccessivi, a meno che non ci siano richieste particolari, ovviamente. Diciamo che possiamo prendere in esame il livello 2 come il livello prestazionale preferito per quell'impianto, stabilito per quell'impianto, e che ciascuno di loro possa aver proposto un impianto di livello 2, appunto. Analizziamo la questione quindi dal punto di vista della norma. Come dicevo, la nuova CEI 793 mi propone una tabella da rispettare per quanto riguarda il sottoinsieme rivelatori. Mi propone una tabella che dovrei rispettare appunto per il raggiungimento di quel determinato livello di prestazione. Abbiamo detto che ci focalizziamo sul livello di prestazione 2 e che cosa dice la norma, che cosa mi propone di fare la norma per quanto riguarda il sottoinsieme rivelatori per raggiungere quel livello prestazionale. Ebbene, la norma mi restituisce una tabella di 5 opzioni, rispettando ciascuna delle quali posso realizzare un impianto di allarme intrusione di livello 2 e certificarlo secondo DM 37/08 nella conformità della CEI 793. Che cosa dicono queste 5 opzioni? Queste 5 opzioni dicono che io posso realizzare un impianto di allarme intrusione mediante copertura completa dei volumi interni e con protezione, chiamiamola così, completa dei varchi come opzione 1, e ho raggiunto il livello di prestazione 2. Per quanto riguarda l'opzione 2, mi permette di realizzare una copertura parziale dei volumi più una copertura completa dei varchi più una copertura completa dell'effrazione dei varchi, e ho raggiunto il livello prestazionale 2. Altresì mi dice che posso, senza proteggere i volumi, posso realizzare un livello 2 con
copertura completa dell'apertura del serramento più attraversamento del serramento più effrazione del serramento, e ho raggiunto anche qui un livello di prestazione 2. Non voglio procedere nella lettura di questa tabella che di per sé può dire poco, ma era giusto per passare il concetto che il preventivo realizzato da ciascuno di questi installatori dipende da come ha interpretato la lettura di quell'impianto. Altresì dipende dal prodotto che utilizza e dai dispositivi che a lui mi permetto di dire piacciono, nel senso che io potrei dire che preferisco il contatto magnetico dell'apertura e uno potrebbe dirmi tranquillamente che invece preferisce il rivelatore a tenda, e già qui diamo due soluzioni diverse. Ma dipende, dicevo, dai dispositivi che quel produttore gli mette a disposizione. Se uno ha un bellissimo contatto magnetico che fa il mondo, ma non un rivelatore a tenda, dall'altra parte il concorrente, diciamo, il collega, ha un bellissimo rivelatore a tenda, ma non un contatto magnetico così performante, avrà proposto il rivelatore a tenda. Insomma, dipende da come uno è abituato a lavorare, con chi lavora e come vuole lavorare. D'altro canto, va detto che anche ciascuno di questi installatori avrà cercato di proporre l'impianto più performante mantenendo una certa economicità, cioè meno riesco a far pagare l'impianto e più alta è la probabilità di portarlo a casa, no? Questo mi sembra più che ovvio. In buona sostanza, quello che voglio arrivare a dire nel video di oggi è un concetto di per sé piuttosto semplice, ovvero se non è l'utente ad avere delle prescrizioni, a decidere che cosa gli serve, e se non ha capacità di farlo da sé può appoggiarsi a un professionista terzo che stabilisca per filo e per segno come va realizzato quell'impianto, rischierò di ottenere sempre proposte differenti. Apro e chiudo una parentesi. Io personalmente mi occupo anche di svilupparli questi progettini base per il cliente finale, ovvero se qualcuno si rivolge a me e non posso per motivi logistici realizzare fisicamente quell'impianto, offro al cliente un progettino di massima da spendere con il proprio installatore. Quindi avremo deciso di comune accordo con il cliente come realizzare quell'impianto, io stenderò un progettino che verrà dato alle ditte che faranno i loro preventivi, le loro offerte sulla base di quel progettino. Ecco che le probabilità che quelle offerte siano identiche, siano uguali quantomeno dal punto di vista tecnico delle apparecchiature utilizzate, è molto più alto. Questo è anche in virtù del fatto che la nuova CEI 793 edizione 2024 demanda all'utente la facoltà di stabilire
come raggiungere quel livello di prestazione, o meglio, quale livello di prestazione raggiungere. È ovvio che ci sarà poi il cliente che avrà cognizione di causa, ma anche il cliente che non avrà cognizione di causa, e quindi uno può fare da sé, stabilire da sé secondo le proprie conoscenze e competenze, l'altro potrà affidarsi ad un professionista e o lasciar fare all'azienda di installazioni. Di tutti questi argomenti e non solo parlo nel mio libro Mai dire antifurto. Fammi sapere cosa ti è piaciuto, fammi sapere cosa non ti è piaciuto, insomma fammi sapere qualche cosa. Bene, spero di essere riuscito a dare una risposta al signor Giuseppe, spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere anche in questo video. Come sempre ti aspetto nei commenti. Grazie per esserti iscritto al canale, se non hai ancora fatto iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Io, come sempre, ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!